Zoom Sardegna, la notizia nel particolare. Un saluto e ben ritrovati, primo appuntamento di questa settimana con il nostro approfondimento, quindi appuntamento del lunedì con lo Zoom Sardegna. Mio ospite di oggi il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Mazzuzzi. Presidente, ben ritrovato. Salve, buonasera. Presidente, intanto la ringrazio per aver accolto la nostra richiesta di intervista e quindi adesso faremo una chiacchierata basandoci su un'analisi che la vostra organizzazione di categoria ha condotto per quanto riguarda il fenomeno del sommerso e della concorrenza sleale in Sardegna. Appunto nell'isola, secondo la Confartigianato, 2 imprese artigiane su 3 soffrono la concorrenza sleale del sommerso e quindi migliaia di non imprese, così come voi le definite, oltre 9.000 lavoratori per così dire fantasmi. Intanto le chiedo quali sono i settori maggiormente colpiti, insomma, diciamo così, da questo fenomeno. Sì, innanzitutto vi ringrazio per l'invito alla vostra trasmissione. Sì, noi di Confartigianato, io personalmente penso che questa cosa del sommerso è una piaga importante che sta mettendo la Sardegna in ginocchio. I settori più colpiti senza alcun dubbio sono quei settori che sono in crisi in questo momento, quindi parliamo del settore dell'edilizia, quindi delle costruzioni, e poi è un settore che risente molto di questi problemi, e sono quelli del benessere e dei servizi alla persona. Vi stavo dicendo, è una piaga da combattere possibilmente in maniera forte e che comunque sta mettendo in grossa difficoltà le nostre piccole imprese. Noi non passa giorno che riceviamo appunto segnalazioni di aziende che lavorano in nero, togliendo il lavoro, quindi il pane dalle aziende regolari. Tra l'altro è una piaga che si è accentuata maggiormente in questi ultimi anni dove la crisi è stata devastante. Generalmente, tra l'altro, si tratta di imprese che nascono dal nulla perché magari formate e costituite da ex dipendenti che lavorano in tutto o in parte in nero, quindi ex dipendenti che hanno perso il lavoro, che devono comunque in qualche modo cercare di sbarcare il lunario e che si cimentano generalmente in piccoli lavori, ma spesso non si tratta solo di piccoli lavori. Ecco, Presidente, la interrompo un attimo per tornare a quanto le chiedevo prima, giusto per dare qualche dato, poi li commentiamo assieme. Tra i vari settori le costruzioni sono le più colpite, con 13.148 imprese esposte alla concorrenza sleale, ovvero il 56,6% dell'intero comparto. Seguono le imprese di servizio alla persona, come diceva lei, persone benessere, cioè, per essere più precisi, per esempio parrucchieri, estetisti, con 4.312 in realtà, in rappresentanza del 18,6% del settore, poi 2.589 imprese di trasporti e facchinaggio. Seguono poi, non dobbiamo dimenticare, servizi di alloggio e ristorazione, imprese di comunicazione e informazione, agricoltura, pesca, autoriparazione, istruzione e via dicendo. Ecco, la domanda è, questi sono dati a livello regionale, no? Ma se volessimo fotografare invece la situazione delle province, cosa può dirci? Innanzitutto, il quadro che ha presentato lei è assolutamente veritiero. Se guardiamo ciò che è successo in questi 10 anni, l'abusivismo si è sviluppato maggiormente in quei settori che hanno subito maggiormente della crisi. Fa da padrone, come stavamo dicendo, appunto l'edilizia. In Sardegna l'edilizia rappresentava una buona parte, cioè contribuiva in maniera importante al PIL regionale. È entrata in crisi l'edilizia, chiaramente, quindi quel settore che occupava tantissime persone. Io vi dico che l'edilizia in questi anni ha perso una cosa come 36.000 posti di lavoro. Tutte queste persone, ahimè, si devono arrangiare. Cosa fanno? Creano delle piccole imprese, anche perché
si tratta generalmente di artigiani che comunque sanno fare il proprio lavoro e insomma lavorano in nero, si propongono a fare lavori in nero e il sistema insomma assorbe anche questo. È una piaga chiaramente che va affrontata, che va combattuta in maniera forte e in maniera decisa, anche perché insomma alla fine io dico che è sempre una guerra tra poveri, ecco. Lei prima ci diceva spesso sono delle persone che hanno perso il lavoro e quindi poi insomma si arrangiano in questo modo, magari non capendo che sono delle vie di fuga che poi vanno a danneggiare però l'intero circuito dell'economia, quindi probabilmente alla base per cercare di far fronte a questo tipo di fenomeno, per contrastare questi tipi di fenomeni, probabilmente occorrerebbe anche un po' di educazione civica, probabilmente. Ma sì, io direi di sì. Noi insomma, l'ho detto all'inizio, ci arrivano tantissime segnalazioni in merito a questo problema. Tra l'altro abbiamo attivato già da qualche tempo, già da qualche anno, se non ricordo male 2 o 3 anni, un servizio che si chiama Tutelami, dove appunto le imprese regolari, quindi i nostri artigiani, possono in qualche modo denunciare, farci presente come associazione che insomma a fianco a loro sta sviluppando questa piaga, questo problema, e noi ci attiviamo per fare in modo che insomma venga combattuta anche dalle forze dell'ordine, dalle amministrazioni comunali. Certo, è importantissimo che venga fatta anche un'azione lei parlava di educazione civica. Sì, è anche una questione di educazione. Noi insomma le azioni le mettiamo sul campo a 360 gradi, cercando insomma di denunciare, di pubblicizzare quanto più possibile la risoluzione insomma di questo problema. Siamo in chiusura, io ringrazio naturalmente il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Mazzuzzi, per essere stato con noi. Grazie Presidente. Grazie a voi per l'invito, buon lavoro. Benissimo, grazie anche ai nostri ascoltatori, buon proseguimento sulle nostre frequenze. Zoom Sardegna, la notizia nel particolare.